Con il sindaco Francesco Siviero del comune di Taglio di Po per fare il punto della situazione Covid nel suo comune. Buongiorno sindaco. Buongiorno Leandro. La situazione rimane abbastanza stabile, nel senso che siamo sotto i 20 casi attualmente di positività nel comune di Taglio di Po, con una sola persona ricoverata. Quindi la situazione è in netto miglioramento rispetto al passato. Da ieri sono aperte anche le prenotazioni per i vaccini per chi ha compiuto i 40 anni e quindi anche la campagna vaccinale prosegue. Infatti invito anche tutti i nostri concittadini ad approfittare di questa opportunità appunto di iscriversi per la vaccinazione, come procede anche l'attività di vaccinazione da parte dei medici di base qua a Taglio di Po. Ecco, partendo dal fatto che si comincia finalmente anche per i quarantenni, però tanti sono i 60-70 che non hanno aderito alla vaccinazione. Purtroppo uno dei dati che si riscontra anche nella nostra regione, magari limitatamente rispetto ad altri casi, rispetto ad altri territori, è anche questo. Purtroppo c'è una poca, sensibilità nella vaccinazione da parte delle categorie che in teoria sarebbero più fragili, quindi chi ha dai 70 anni in su e dai 60 anni in su, e quindi questo sta creando un po' di problemi. Però se non altro si continua la vaccinazione, non si blocca con le altre fasce d'età. Poi c'è anche da dire che in questi giorni è stato anche un aumento delle dosi di vaccini in arrivo e quindi ciò ha contribuito anche ad accelerare i tempi rispetto alle vaccinazioni previste. Vaccinazione a parte, a Taglio di Po, calo dei contagi è allineato con il resto d'Italia? Sì, la curva ovviamente è in calo, come abbiamo riscontrato anche l'anno scorso in questo periodo, perché lo scorso lockdown si è interrotto il 18 maggio, se vado un po' a memoria, quindi più o meno il trend rimane simile, anche se avevamo una situazione ben peggiore rispetto a quella della primavera scorsa. Vediamo che il trend in calo, la curva in calo, sicuramente sono complici anche la campagna di vaccinazione e la bella stagione che avanza, quindi cerchiamo di cogliere questa occasione, rispettiamo quelle che sono le regole che ci siamo dati e vediamo di incrementare anche questa campagna di vaccinazione.